Il sito radiolibertà.net. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera vorrei raccontarvi la storia di un piccolo uomo che purtroppo è sindaco, un pessimo sindaco, di una grande città che è Milano. E sì, perché la notizia del giorno ce l'ha data e ne avremmo fatto volentieri a meno, Beppe Sala, che ci ha reso edotti del fatto secondo cui il comune farà ricorso contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, cioè a un grande milanese, a uno dei più grandi milanesi del secondo Novecento. E perché Sala è un piccolo uomo, non ci sarebbe neanche bisogno di offendere la vostra intelligenza spiegandolo, ma per più motivi che vogliamo mettere in fila. Anzitutto è grottesco che il sindaco di Milano oggi sia su tutti i giornali per questa follia di opporsi all'intitolazione a Berlusconi, quando Milano, da un punto di vista della sicurezza dei suoi cittadini, versa in uno stato imbarazzante. Poche settimane fa era prima nella classifica del Sole 24 Ore a proposito delle città più insicure d'Italia. Ci sono zone strategiche della città di Milano come la stazione centrale che sono spesso fuori dal controllo dello Stato e della presenza pubblica. C'è stata ultimamente la ciliegina sulla torta in negativo, per cui Milano ha anche perso la finale di Champions del 2027, una figura barbina a livello planetario, e Sala come dire, reputa di intervenire su questa vicenda, ma soprattutto poi Sala è un piccolo uomo perché è folle al quadrato che a opporsi all'intitolazione dell'aeroporto a Berlusconi sia il sindaco di Milano. Forse gli serve un corso accelerato di storia recente italiana e milanese, cioè chi è stato o quante cose è stato il grande milanese Silvio Berlusconi. Anzitutto Silvio Berlusconi ha rivoluzionato, partendo da Milano, il concetto dell'abitare, il concetto di città. Ha portato nel nostro paese il concetto di città satellite, di città moderna costruita attorno a un sistema di servizi e su questo concetto ha realizzato due cosine che si chiamano Milano 2 e Milano 3. Dopodiché Silvio Berlusconi ha realizzato un'altra impresa titanica da un punto di vista imprenditoriale, cioè colui che ha rotto in Italia il monopolio statale, statalista della televisione, del principale mezzo di comunicazione del secondo Novecento. Un merito anche culturale proprio, che bisogna riconoscere a Silvio Berlusconi. E tra l'altro l'ha rotto partendo da Milano e mettendo quasi in antitesi, no? L'antropologia milanese, il culto dell'iniziativa privata milanese rispetto al sistema della televisione pubblica che era frutto di accordi politici centrali e centralisti, diciamo. Poi Silvio Berlusconi prese in tribunale una squadretta che si chiama Milan, che aveva i libri per dichiarare fallimento, era sull'orlo del fallimento, non solo l'ha salvata, ma l'ha resa una delle squadre più epiche e vittoriose della storia del calcio. Ha rivoluzionato il calcio, che è la principale industria dell'intrattenimento nazionale, non è puramente uno sport. C'è un calcio pre-Berlusconi e un calcio post-Berlusconi, come gli ha riconosciuto chiunque. E poi ovviamente c'è la grande traiettoria politica, c'è la follia erasmiana, no? Da Erasmo da Rotterdam, che era un riferimento di Berlusconi di mettere in piedi un partito in 3 mesi e di sconfiggere la gioiosa macchina da guerra del PCPDS. C'è il record per cui il milanese Silvio Berlusconi è il presidente del Consiglio che ha trascorso più giorni a Palazzo Chigi.
Insomma, c'è un'epopea personale, imprenditoriale, visionaria, sportiva, politica, che lo rende obiettivamente un milanese che ha dato lustro a Milano. E il fatto che a opporsi all'intitolazione dell'aeroporto sia questo piccino sindaco di Milano, che sta fallendo nella sua azione amministrativa, come è palese a chiunque frequenti il capoluogo lombardo, rende quest'uomo ancora più piccino. Grazie a tutti, a domattina.